Hanno depredato tutte le vetrine, quindi la vetrina esterna e le vetrine interne del negozio, quindi si presume sui 200-220 mila euro di ammanco di materiale, di merce, di diamanti, di preziosi, Rolex, orologi e di tutto e di più. Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno in pochi minuti. Tra le 2 e le 2:30 della notte 6 banditi hanno assaltato la gioielleria Comproro Mainardi in via Mestrina, a 2 passi da piazza Ferretto a Mestre. 2 banditi hanno fatto da palo mentre gli altri hanno scardinato la saracinesca e sfondato il vetro blindato, portando via i preziosi esposti, intatta la cassaforte. Dove c'era il materiale più importante, quindi quello almeno non è stato toccato e insomma siamo avviliti, delusi, ma almeno questa cosa qua un po' ci solleva, ecco. La banda è arrivata e poi si è dileguata a bordo di una station wagon lasciata nella vicina via Cassavorgnan. Decisive potrebbero essere le immagini delle telecamere del vicino Bar Perla, già consegnate agli inquirenti. Sul posto i vigili del fuoco di Mestre. Sul caso indaga la squadra mobile di Venezia insieme a tutti gli elementi raccolti durante il sopralluogo della scientifica. In una strada completamente priva di telecamere comunali, il sistema d'allarme ha suonato 3 volte, ma i ladri erano già riusciti a fuggire. Che siamo su una via pedonale, è una via centrale, è una via abitata, l'allarme è suonato subito, quindi insomma non pensavamo di rischiare così tanto. Le telecamere del Bar Perla, poche ore prima dell'assalto, potrebbero anche aver ripreso uno dei delinquenti in faccia mentre si aggirava in sopralluogo attorno alla gioielleria, con e senza cappellino indossato. C'era un ragazzo di 1,70 m, per quello con il cappello, che guardava dentro. Questo è successo ieri sera, quindi sembrava quasi un appostamento, un controllare un attimino cosa c'era all'interno del negozio. Tra commercianti e residenti cresce la preoccupazione per l'ennesimo colpo nel cuore di Mestre, episodio che inevitabilmente riporta alla mente il caso del gioielliere Mario Ruggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, ferito un terzo dopo una rapina subita nel suo negozio nel 2021. Un riferimento che lo stesso Mainardi richiama. A me per fortuna non è capitato di essere a tu per tu con i delinquenti, però capisco che in quei momenti ti viene tanta rabbia, anche perché sono anni di lavoro, anni di sacrificio e ti vengono portati via così, quindi un po' lo capisco, insomma, perché son cose pesanti che succedono e non è facile tenere il controllo.